Tour Veneto per la leader di Fratelli d'Italia che a Belluno, causa un disguido, si collega solo via Skype, ma incontra candidati e cittadini a Padova per spostarsi poi a Verona. Nella città del Santo, in Piazza delle Erbe, Giorgia Meloni fa il punto sul centrodestra e il suo stato di salute. Sono casi sporadici e per lo più legati a dinamiche territoriali, quelli nei quali il centrodestra non è riuscito ad essere compatto, e a me, ripeto, insomma, pare che questa sia la cosa naturale e probabilmente anche dai risultati di queste amministrative spero che i cittadini vogliano indicare ai partiti del centrodestra dove si aspettano che stiano con chiarezza, senza tentennamenti, anche nelle prossime elezioni politiche. Giorgia Meloni arriva in un Veneto scosso dalla terribile strage di Vicenza con l'uccisione per mano dell'ex marito ed ex compagno di 2 donne. È un problema che continua ad essere estremamente presente nella nostra società, ma che tutti hanno il coraggio di denunciare, salvo quando i responsabili di queste violenze sono clandestini o sono immigrati, perché in questi casi, la schiera del Garda lo dimostra bene, si fa finta di non vedere, anche qui per non dover fare i conti con politiche sbagliate che sono state portate avanti. Sul voto a Padova, Francesco Peghin, ribadisce Giorgia Meloni, è il candidato giusto. È un imprenditore, è una persona che si è affermata sia sul piano professionale, che è una persona che, come dimostrano le sue straordinarie vittorie sportive, è anche abituata alla determinazione necessaria per raggiungere determinati obiettivi, perché è il candidato di centrodestra e questa è una città che ha disperato bisogno di una politica di centrodestra. E alle circa 300 persone riunite in Piazza delle Erbe, Giorgia Meloni pone una domanda. Come è stato possibile che questa città oggi sia soprattutto la capitale italiana dello spaccio di droga? Come è stato possibile